Ragazzi, oggi è arrivato il momento di cambiare gli interni del camion. Vi faccio vedere la nuova tappezzeria che mi hanno mandato gli amici di King Truck. Andiamo a montarla e poi vediamo il risultato finale. Let's go! Iniziamo subito rimuovendo le tende laterali, sfilandole dal binario. Successivamente passiamo alla tenda centrale, togliendo anche qui tutti i ganci dal binario. A questo punto rimuoviamo i vecchi tappeti, quello del conducente, quello in centro e infine quello del passeggero. Prima di montare la nuova tappezzeria però una bella pulita la cabina è d'obbligo, mica possiamo montarla con tutta questa polvere, dai. Una volta fatto ciò, iniziamo a inserire tutti i ganci nelle nuove tende e poi li montiamo una alla volta nel rispettivo binario. Facciamo la stessa cosa anche con la tenda centrale e infine montiamo tutta la nuova tappezzeria e ci vediamo direttamente con il risultato finale. Ed eccoci qua ragazzi, è passata circa una settimana da quando ho finito di montare tutta la tappezzeria. Sì, una settimana, perché volevo farvi vedere la cabina ordinata, perché diciamoci la verità, durante la fase di montaggio c'era il cacao. Adesso però è arrivato il momento di farvi vedere il risultato finale. Andiamo! Wow! Ho scelto questa configurazione perché si abbina perfettamente agli interni del mio Mercedes. Per quanto riguarda la tappezzeria, ho scelto il modello RS Hiveline Exclusive. Se il mio inglese non è perfetto, ve lo scrivo qua. E naturalmente nella tappezzeria sulla zona copricofono non potevo non mettere il mio logo. Che spettacolo, che spettacolo! Pensate che per fare il mio logo ci è voluto un giorno intero di lavoro, cioè la macchina doveva stare a lavorare un giorno intero, cioè pensate quanto sono pignoli nel fare le cose fatte bene. Per quanto riguarda invece le tende, ho scelto le Velar Line in Alcantara con il ricamo personalizzato. La cosa che mi ha colpito di più è la qualità dei materiali e fidatevi che dal vivo rendono di più che dalle foto. Cioè, guardate bene le tende laterali, le cuciture della tappezzeria, sono tutti dettagli che fanno davvero la differenza e rendono la cabina molto più elegante. La colorazione che ho scelto è la tinta sabbia del deserto, che in realtà mi aveva consigliato King Truck. Sì, perché in caso voi gli mandate le foto, loro vedono un po' com'è la vostra cabina e da là vi danno qualche suggerimento e non ho parole. Pensate che io volevo fare tutto quanto bianco, ma mi sono ricreduto perché proprio l'abbinamento è perfetto, cioè è lo stesso colore della plastica, top. Se anche voi camionisti volete personalizzare il vostro camion, vi consiglio di fare un giro sul sito di King Truck. Trovate tantissime configurazioni, colori, materiali e molti accessori per rendere unica la vostra cabina. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con sedili, così che magari nel prossimo video andiamo a mettere i coprisedili. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!